che valorizza ovviamente un percorso. C'è una manifestazione importante che ha il nome di La Montagna Produce. In quell'occasione davvero anche le risorse, soprattutto dell'economia, vengono esposte e c'è un richiamo di migliaia di persone. All'interno di questa manifestazione c'è il premio letterario intitolato a Montanaro, che è uno dei grandi poeti della montagna. Loro ovviamente sono qua per testimoniare che la montagna produce anche cultura, bellezza, canto e fascino. Io vorrei che guadagnassero l'ingresso gli amici del coro Padentes di Desilo. Eccoli qua, un applauso forte per Desilo, che già nel vestiario tradizionale, nei colori, fanno la differenza. E Padentes, c'è questo mondo letterario da cui hanno attinto questo nome, è il riconoscere proprio l'abitato che sa d'antico all'interno di un romanzo di Michele Congias, La luna sulla valle, che insomma mette dentro questo affresco di verde, di colori, questo disegno di questo luogo che ovviamente è l'ambiente dove si sviluppano le vicende del romanzo, e proprio anche questo avvolgimento di verde è il riconoscimento di Padentes, che loro hanno voluto prendere in prestito per un progetto che viaggia da anni e con cura, e che ha trovato un amico che ovviamente è sicurezza e affidabilità, e il riporre ovviamente la loro fiducia per questo viaggio musicale. Io un applauso forte lo farei a Ivano Argiola, giovane, molto preparato, e quindi con Desilo ormai è nata una parentela sodalizia, un'amicizia che viaggia di comune accordo. Parlavo di Montanaro, il poeta di Desilo, e il primo brano che loro presentano, A Tie Barbaggia, è scritto da questo grande poeta, musicato da te Ivano, e quindi adesso voi volete dedicare alla Barbaggia attraverso i versi un omaggio importante. Il secondo invece, il Turu Turu, è proprio il suono, il ballo, il commento che dà ritmo, bellezza, è un modulo di una Sardegna che attraverso le voci loro adesso vi intratterranno. E allora un applauso per il coro Padentes di Desilo.
Davvero questa forza che nasce dal luogo che loro abitano, ma anche dall'intensità con cui hanno affrontato un progetto aperto e chiuso nello stesso tempo, aperto perché è aperto al confronto e chiuso dentro quel cuore che ovviamente è il luogo depositario del loro canto. Quindi un applauso forte per gli amici di Desio. Grazie. Una cosa bella, non solo parentesi di Desio, viva, che con loro canta anche il sindaco di Desio, Gigi Gentano, quindi mi piace applaudire. Inviteremo il sindaco Gianfranco Garau a cantare una delle formazioni di Sassari, così creiamo un derby anche da questo punto di vista tra città e montagna. Grazie davvero agli amici del coro Padentes di Desio. Abbiamo poche battute, alcuni respiri. La mia voce mi sta un po' tradendo, la tosse è un'insidia, però voglio avere ancora la volontà di presentare chi resta. No, forse quello lo dobbiamo ottenere perché, si posizionano all'alto, pensavo al centro, anche loro, perché c'è una formazione un po' particolare.